Ed eccoci cari telespettatori, allora siamo nuovamente con Ivana Fogo perché è un periodo che è del Dipartimento Welfare SPCGIL, è un periodo che cerca anzi di spiegare a tutti quanti noi e ancor più alle persone anziane e pensionati che con il PNRR, Piano di Ripresa e Resilienza Nazionale, come cambieranno le cose, come dovrebbe cambiare la sanità, come dovrebbe cambiare anche l'assistenza sociale articolata sul territorio. Non è una cosa semplice, richiederà assimilazione. Però cerchiamo di farlo. Allora parliamo degli ospedali di comunità perché ci eravamo fermati proprio con gli ospedali di comunità, ecco qua, e quindi Ivana Fogo, affrontiamo questo tema, vediamo il DM 77, di che cosa parla? Sì, allora, che è la slide successiva. Sì, allora cerchiamo di essere chiari e di dare come dire, una spiegazione che comprenda però tutto. Prima il DM 77 è un decreto ministeriale che stabilisce i nuovi modelli standard per l'assistenza territoriale, cioè i servizi nel territorio. Quindi non parliamo di ospedali, di degenza, parliamo di territorio, i nuovi servizi nel territorio, come devono essere e quanti, no? Ecco, certo. Per consentire appunto un facile accesso ai servizi ai cittadini e per dare una risposta coordinata ai bisogni e per avere un approccio multidisciplinare. Ma prima di parlare del DM 77 io volevo dirvi in sintesi il PNRR che cosa ha portato, perché per mettere in pratica questo che vediamo leggiamo la slide qui, 3, che così ci fa capire. Noi abbiamo bisogno di risorse economiche e le risorse economiche e comunque è una legge di riforma deriva dal PNRR. Guardiamo solo ciò che è scritto nei colori di corsa, è stato approvato nel luglio del 2021, l'impegno di spesa deve essere fatto entro il 2023, quindi l'anno prossimo, ma il tempo vola, e i pagamenti avverranno nel 2026. Se non vengono fatte le opere, i pagamenti non arrivano, quindi questo è importante, la data capire. È importante. Ecco, andiamo avanti. A slide 4, eccola qua. Ecco, e qua vediamo le risorse e i soldi. Allora, 151 investimenti, 63 riforme, importantissimo 191 miliardi, di cui una parte a fondo perduto, ma un'altra parte di finanziamento, il che vuol dire che l'Italia lo deve restituire. Okay. Quindi i 122,6 miliardi di finanziamenti sì, devono essere restituiti. Quindi non è che 191,5 sono tutti quelli che regalati, no, 68,9 sono a fondo perduto, gli altri. Poi 30 miliardi, scusate, e 62 dal fondo complementare fornito dall'Italia. Vedete 3 assi strategici, ma andiamo avanti, 3 priorità, donne, giovani e sud, suddivisi in 6 missioni. 6 capitoli, esatto, le missioni sono 6 capitoli. Le abbiamo viste altre volte. Le slide successive ci mostrano quali sono le missioni, ma noi insomma quali sono anche che sarebbero le missioni, vuol dire obiettivi sostanzialmente. Sì, obiettivi che dobbiamo raggiungere e ciò che bisogna fare, no? Le risorse che sono dedicate a ogni obiettivo e cosa si deve fare, cosa si deve realizzare. La missione che a noi interessa moltissimo è l'ultima, è la missione 6. Quindi andiamo alla slide 6 con la missione 6 che è l'ultima. È la salute? La salute, per i quali sono stati dedicati in tutta Italia 15,63 miliardi. Ok? Quindi non è tantissimo rispetto ai oltre 200 miliardi, insomma è un po' meno del 10%, ma insomma sono comunque delle risorse importanti ed è giusto che vengano spese bene. Questo, qual è l'obiettivo principale? Quello appunto di rispondere ai bisogni di cura dei cittadini, di migliorare anche, di informatizzare tutte le nostre strutture il più possibile, laddove non lo fossero ancora, e di promuovere la ricerca e lo sviluppo delle competenze, ma soprattutto di mettere al centro, come lo diciamo sempre, ma ancora di più, il cittadino. E allora vediamo la slide 7 che parla del distretto. La slide 7 dimostra, diciamo, graficamente tutte le strutture e tutti i servizi che sono analizzati e che sono regolamentati dal DM 77. Li vedete, no? Il distretto. Certo.
Noi questa sera dedicheremo più tempo all'ospedale di comunità, che è quella struttura che abbiamo evidenziato, però insomma ve lo dico velocemente, gli altri servizi. Nasce questo 116-117, che è un numero telefonico europeo, uno unico regionale per cure, per informazioni non urgenti. Attenzione, non va confuso con il 118, non va confuso con tutti gli altri numeri di urgenza che invece abbiamo. Ecco, 116-117. Abbiamo, qui viene normato l'unità di continuità assistenziale, gli UCA, sono i medici, i medici nel territorio, li abbiamo sperimentati durante il Covid, sono stati assunti per andare a domicilio, continueranno ad esserci. Centrale operativa territoriale è una struttura che coordina tutte le attività del territorio, è già esistente, la novità del TM77 è che qui potranno telefonare anche i cittadini, cosa che oggi non possono fare. L'infermiere di famiglia e di comunità, cioè avremo un numero consistente di infermieri che devono però essere assunti. Infatti ancora non bisogna vedere come li troveranno. Altro passaggio che mi sono dimenticata di dire prima, quelle risorse sono del PNRR, sono dedicate alle strutture, non al personale. Perciò tutte le strutture che noi adesso incontriamo dovranno avere un finanziamento a parte per quel che riguarda le risorse umane. Ma ad esempio, quando dopo vediamo le varie diramazioni, no, che sono quelle anche più interessanti, perché c'è l'ospedale di comunità, che è quello che adesso analizzeremo oggi più a fondo. Esatto, ma per esempio l'assistenza domiciliare, che può finire con l'hospice nei casi più gravi, oppure assistenza domiciliare a casa o in una RSA. Questa assistenza domiciliare deve essere ancora finanziata? O... No, l'assistenza domiciliare c'è già. L'assistenza domiciliare integrata verrà soltanto coordinata. Esiste già, ma entra dentro, verrà di sicuro ampliata, quindi serviranno maggiori risorse umane, ma entra in stretto contatto, in stretto collegamento con tutti i servizi. Ok? Come le RSA e gli hospice esistono già, non è mica tutto. No, pensavo che ci fossero dei finanziamenti anche per integrare l'assistenza domiciliare, invece no. Allora, poi le case di comunità, abbiamo detto, le abbiamo viste in un incontro che abbiamo fatto in un'altra occasione. Le case di comunità saranno la porta di ingresso del Servizio Sanitario Nazionale, quello che oggi sono i medici di base. Lì dentro ci saranno i medici di base, però il referente principale l'avevamo già visto, possono essere hub o SPOC, le hub resteranno aperte H24 7 giorni su 7, quindi noi potremo recarci lì in qualsiasi momento, quelle SPOC invece H12 con orario soprattutto diurno. Ora entriamo davvero dentro nell'ospedale di comunità. L'ospedale di comunità è una struttura intermedia. Noi di strutture intermedie ne abbiamo già sentito parlare qui nella nostra regione. Infatti. Sono di tre tipi. Abbiamo l'ospedale di comunità, appunto, abbiamo l'URT è un nome tremendo, unità riabilitativa territoriale, cioè sono delle strutture residenziali dedicate solo alla riabilitazione. Abbiamo l'hospice, che come sapete è un luogo, insomma, nel quale di sollievo. Ecco. L'ospedale di comunità è il più interessante, il più importante, è quello che a noi interessa di più, perché ha un ruolo veramente interessantissimo, nel senso che è una struttura sanitaria di ricovero, ma non è un ospedale, ed sta dentro alla rete di offerta dell'assistenza territoriale e svolge, appunto, come dicevamo, un compito intermedio, una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, o tra il ricovero ospedaliero e la RSA, insomma, a seconda poi di quella che è l'evolversi della malattia, della patologia o della convalescenza. Ha la finalità di evitare gli ingressi impropri, ricoveri impropri in ospedale, quindi insomma è un bel respiro di sollievo, diciamo, per le strutture ospedaliere. Un filtro praticamente. È un filtro, ma è un filtro anche per le famiglie, nel senso che c'è un luogo nel quale sicuramente si può portare un parente, insomma una persona che ha bisogno, che magari potrebbe essere curata a domicilio, ma per le peculiarità, perché vive da solo, e ha bisogno di un'assistenza continuativa, un po' esperta, banalmente un infermiere, un OSER,
ecco che l'ospedale di comunità è il luogo migliore. E anche il più delle volte in ospedale di comunità ci vanno le persone che vengono dimesse dall'ospedale, che non sono guarite completamente, non possono andare a casa che non da possono sole, andare a casa da esatto. sole, che hanno bisogno, come dicevo, di un minimo di convalescenza e di un minimo di assistenza. Quindi sono un filtro fondamentale, cioè Certo. abbiamo bisogno di questi luoghi. Contemporaneamente però danno anche un'assistenza sanitaria, perché abbiamo medici e talvolta anche specialisti che lavorano nell'ospedale di comunità. Come viene noi descriviamo, raccontiamo quello che dice il decreto ministeriale, ok? Poi già qualcosa c'è nel nostro territorio, dobbiamo dirlo, ma nel nostro territorio, nel Veneto, ecco, poi in particolare anche a Padova. Così come è descritta nel decreto ministeriale, è una struttura sanitaria con 15-20 posti letto. Vediamo appunto la slide 9, che eccole qui. Eccoli qua. 20 posti letto ogni 100.000 abitanti. Possiamo avere delle strutture, dopo vedremo dove possono essere collocate, ma come dire, ci possono anche essere strutture che hanno 2 moduli da 20 posti letto, ma non di più. Chiaro. Non può diventare, ecco. E ogni 100.000 abitanti, e è ben descritto, questa è una cosa che abbiamo messo in evidenza, 0,2 posti letto per 1.000 abitanti. Il che significa lo 0,2 per 1000, il che sarebbero significa in Veneto 971 esatto, posti perché letto. se noi prendiamo lì i 4 milioni e 800, adesso non mi ricordo insomma esattamente, i 4 milioni e 854 mila mi pare siano, che sono gli abitanti del Veneto, e li dividiamo e facciamo l'operazione dello 0,2 per 1000, viene fuori 970 posti letto. Quindi noi in tutta la regione del Veneto abbiamo diritto a 970 posti letto. Perfetto. Rispetto a quello che dice il DM 77. Poi un po' più avanti vi farò vedere, perché questo è un dato, ricordiamocelo, è 970 posti letto. È una struttura dove si devono fare ricoveri brevi, non più di 30 giorni, perché è una struttura che deve essere flessibile. Certo. In entrata, ma anche in uscita, non è un RSA. Okay? Quindi poi ci possono andare anche persone giovani che sono state dimesse. Quindi 7-9 infermieri, un coordinatore infermieristico. Qui c'era tutta la dotazione. Chi ci va? Abbiamo detto pazienti fragili o cronici, pazienti affetti da multimobilità provenienti da un ricovero ospedaliero, pazienti con assistenza, che hanno bisogno di assistenza per la somministrazione di farmaci particolari, per cui c'è bisogno di un controllo costante, e pazienti che hanno bisogno anche di un supporto tecnico riabilitativo. Guardate, il paziente tipico è sempre la persona anziana che cade, si frattura il femore, resta in ospedale 8 giorni, fanno l'intervento, lo rimettono in piedi, perché è vero che lo rimettono in piedi, poi che lo rimettano in piedi e che sappia camminare, questo è un altro paio di maniche, e questo è il posto giusto, perché dà un sollievo alla famiglia che si trova improvvisamente, e dà naturalmente anche un'assistenza importante al paziente. Dove sono vari posti dove insomma possono essere collocati, possono essere dentro le case di comunità, dentro gli ospedali. Dentro agli ospedali, per esempio, qui siamo a Padova, all'ospedale Sant'Antonio stanno preparando, credo che siano forse già pronto, due ospedali di comunità, 2 strutture da 20 posti letto, per cui, come vi dicevo, 2 moduli dentro ai posti letto dell'ospedale, un ospedale, ecco, e presso le strutture residenziali. Quindi, insomma, davvero sono importantissime queste strutture, perché danno delle risposte immediate. Analizziamo ora i numeri, e qui dedichiamo un po' di tempo in più, perché questi sono numeri fondamentali. Quindi la slide numero 10, eccola qua. Allora, noi, l'ospedale di comunità non nasce con il DM 77, ma qui in Veneto già da 2 piani sociosanitari regionali c'è già stata questa programmazione. Noi facciamo riferimento qui alla programmazione del 2020. Vedete, c'è la delibera 1107, che è quella che ratifica, diciamo, il piano sociosanitario. E la Regione Veneto di suo aveva già deciso che i posti letto
parliamo i posti letto così facciamo prima, che i posti letto dell'ospedale di comunità in Veneto dovevano essere 1426 in totale, suddivisi nelle province che vedete lì, come sono indicati nelle province. Naturalmente 1426 è di più dei 970 che abbiamo visto prima. Poi è intervenuto il DM 77 e il DM 77 è stato per quanto riguarda, siccome bisognava ratificare il finanziamento del PNRR, i soldi che arrivavano dal PNRR, la Regione ha fatto delle delibere e cosa ha visto? Ha stabilito che in Veneto, in base ai soldi del PNRR che ci sono arrivati, si creeranno altri 600, l'ultimo numero in fondo, 618 posti letto. Cioè vuol dire 1426 più 600 oppure al posto di 1400? Il punto è questo. I 600, qui è 583 più 35, vedete sotto, ecco, sono 600, 618 ce li dà il PNRR, i soldi li troviamo lì. Sono 618 dei 1426. Vuol dire quindi che restano i 1426. E qua ancora non lo sappiamo. Qui per questo c'è bisogno di un po' di attenzione. 1426 erano quelli decisi dalla Regione. Poi di questi 1426, quanto effettivamente si è nel frattempo creato? Perché ce ne sono in Veneto di questi, non tutti i 1426, ma ce ne sono. Sicuramente ce ne sono 618 finanziati dal PNRR, però 1426 sono di più dei 970 che mi dice il DM. Quindi in pratica ne avremo di meno. Quindi noi qui abbiamo un punto di domanda. Noi chiediamo alla Regione che si esprima, perché la Regione ancora non ha recepito questo decreto ministeriale. Ha fatto delle delibere relative alle risorse del piano, no? Certo, perché però lì erano soldi che arrivavano e avete visto c'era una tempistica precisa per cui o facevi la programmazione e poi finire i lavori entro quella data, altrimenti i soldi non li hai. Ma noi alla Regione questo chiediamo, intanto che ci dica di questi 1426 se tutti verranno fatti. Così, perché quella era la sua programmazione, poi 618 finanziati dal PNR, arrivati a 9,70 perché lo dice il DM, però DM è uno standard, per cui la Regione Veneto può dire ne faccio di più. Certo, assolutamente. Abbiamo 5 minuti ancora, quindi ospedali di comunità in Veneto, vediamo quest'altro aspetto. Vediamo quindi ci ho l'altro. sottolineato questo delicato della questione che ci resta un punto di domanda, Ecco, che cosa ne emerge? Ecco, questi qua sono quelli previsti dal decreto dal PNRR, scusate, ok? Sono quelli che lasciamo stare i 1426, 618 sicuri, perché i soldi ci sono, suddivisi nelle varie province come li avete visti. Se noi prendiamo solo questi, ok, e facciamo un rapporto tra la popolazione del Veneto, che vedete 4.854.000 e i 618, vuol dire che nel Veneto mi salta fuori un posto letto ogni 7.855, il che non è possibile, è molto poco, per questo noi diciamo non è possibile che ci siano solo questi, che sono importanti e finanziati, ma non bastano. Noi chiediamo alla Regione che faccia lo sforzo di arrivare ai 1426 che tra le altre cose aveva programmato già lei nel 2020 proprio per l'importanza e la tipologia di questa struttura che vi dicevo. L'ospedale di comunità è una struttura importantissima che serve da filtro, da polmone per gli ospedali, per il paziente, per i familiari, per dare risposte flessibili, per il paziente che viene fuori dall'ospedale e che magari non torna a domicilio, oppure transita a domicilio, oppure in preparazione di andare in RSA, oppure in qualsiasi, perché non ci vanno soprattutto gli anziani, ma ci vanno anche i portatori da handicap. Certo, è una struttura fondamentale nel percorso terapeutico assistenziale di ogni singolo cittadino, quindi fondamentale. Le slide successive mostrano più o meno, insomma, nelle varie province le casette sono
Queste però sono quelle previste dal PNRR, ma è possibile che per esempio in questa cartina ce ne siano già esistenti dalla programmazione del Veneto. Noi adesso stiamo monitorando questa situazione ed è possibile che magari la prossima volta vi presentiamo le due tipologie. Vediamo quelle successive. Andiamo queste in successione. Questo è Treviso, questa è la marca trevigiana. Ne nascono 5, sempre con i soldi del PNRR. Qua, vediamo quella dopo invece, quella la dopo, questa è una parte di Venezia, sono 3. E anche qui poi ancora Venezia, sì, del Veneto orientale una, invece. Quindi 3 più 1, 4 per quello che riguarda la provincia di Venezia. Polesine, una sola. Qui per esempio, ho capito che qui la popolazione non è tanta, però è anche vero che per come è fatta, no, dicevamo, no, come è fatta una provincia, per la situazione orografica del territorio e anche per le grandi distanze, qui bisognerà ripensarci, ma probabilmente qui andiamo a vedere che cosa era già previsto dalla precedente programmazione. Vediamo le Uslugane invece. Le Uganea, vedete, una per zona, sono 3, sì. Alta, bassa e centro, però noi ne abbiamo delle altre, cioè in provincia di Padova ce ne sono delle altre. Ecco. No, allora, non c'è scritto da nessuna parte, né che è in aggiunto né che viene tolto. Allora, se non c'è scritto, noi ci pensiamo bene che sia impossibile che vengano... Nulla è impossibile. Sì, questo è vero, però questo è l'impegno che noi abbiamo e che noi chiediamo alla Regione. Certo, la Regione in questo deve fare chiarezza. Questa, dopo le 6, andiamo avanti. Che c'è la Pedemontana invece, la 3. Eccola qua. E poi abbiamo l'altra ancora che è la Berica. E quindi abbiamo anche qui 3, se non sbaglio, sì, giusto? Anche sempre finanziate, insisto, E la Scaligera, ecco. la Scaligera ne ha abbastanza invece? 3, sì, sempre finanziate, ripeto. No, questa è la Berica, andiamo quella dopo, la Scaligera. Questa è Vicenza, sì, esatto, andiamo su Verona. E questa è Verona. Che ne ha invece abbastanza. Ne ha. Bisogna vedere bisogna mettere in confronto rispetto alla delibera regionale, quella di programmazione. Certo. Ecco. Quindi, quando dico noi, dico tutte le organizzazioni sindacali, noi siamo tutti noi pensionati, ma anche e in particolare i sindacati dei lavoratori, perché poi oltretutto anche perché sono coinvolti attivamente. Sono tutte strutture dove non abbiamo le dotazioni organiche. Qui non è quindi serve il finanziamento per il personale. Noi chiediamo che siano, per esempio, oggi ho visto che le categorie dei lavoratori hanno fatto un presidio davanti alla Regione perché per esempio chiedono che ci siano le stesse dotazioni organiche e soprattutto gli stessi contratti per tutto questo personale uguale, sia che lavori in una RSA, sia che lavori in un ospedale di comunità, insomma che non ci siano contratti diversi e soprattutto le dotazioni organiche. L'ospedale di comunità, per esempio, risparmia in termini di personale rispetto all'ospedale, perché qui ho bisogno di infermieri, indubbiamente, ma ho bisogno un numero maggiore di OS. Quindi è chiaro, no? Mentre in ospedale quasi dappertutto ho un rapporto invertito. Poi qui l'assistenza può essere data dai medici di medicina generale, quindi è più articolato, insomma, è più articolato e quindi insomma davvero è una struttura importante e davvero... Voi monitorerete, questo è importante. Sì, allora, certo. Ivana Fogo, l'argomento avete visto è abbastanza complesso, però siccome la puntata la potete anche rivedere sul web, fare un po' il punto per capire dove andremo a parare, soprattutto dove sta anche l'allerta che è sottolineata dal sindacato, ai sindacati a livello unitario, poi dallo SPCGIL come ci hanno spiegato, in particolare che sta monitorando, però insieme anche agli altri effettivamente. Assolutamente, ma torneremo anche noi su questi argomenti, assolutamente. Certo. Ringraziamo Ivana Fogo, ringraziamo lo SPCGIL di questo capitolo molto importante di informazione e voi vi lascio alla pubblicità, poi noi ci rivediamo dopo per le nostre interviste.